Allora, nei giornali di ieri c'erano alcuni articoli tratti da un comunicato del sindaco in cui sinteticamente diceva che era in contatto con il ministro Salvini per il problema dei bagnini. Da mesi, il primo è stato Giorgio Bellemo dell'Ascoto, ma anche altri operatori, anche altri enti, altre associazioni turistiche hanno sollecitato il problema dei bagnini perché con un nuovo decreto praticamente i minorenni non possono più fare i bagnini e addirittura si arriva fino al massimo 50 anni. Ne abbiamo fatto anche il servizio, cerco di metterlo nel link in descrizione di qualche giorno fa di Giorgio Bellemo. Detto questo, non è per essere sempre il solito critico verso il sindaco Mauro Melao, però allora, innanzitutto, come ci ha mandato un altro comunicato il consigliere regionale e comunale Jonathan Montanarello, in cui la Regione Veneto, il Consiglio regionale del Veneto, ha fatto un ordine del giorno votato all'unanimità in cui si solleva questo problema e quindi fare in qualche modo che venga superato almeno per quest'anno e quindi che possano fare il servizio anche i minori che hanno già fatto il corso, perché altrimenti diventerà un enorme problema per le spiagge. Sui giornali c'era che praticamente al momento manca un bagnino su due, quindi ci sono dei stabilimenti balneari che potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter aprire, ecco. Quindi invece di dire che ha chiamato lui Salvini, sarebbe stato utile che avesse appoggiato quello che è stato fatto a livello regionale da tutto il Consiglio regionale, quindi non da un'unica voce. Ma visto che il sindaco dice che è in contatto con il ministro Salvini, vorrei ricordarvi, l'ho detto tante volte, che faccio un'altra premessa: sarebbe opportuno che il sindaco si dimettesse il prima possibile, così finirebbe a fare danni. Però, visto che è attaccato con l'attac e visto che tanti consiglieri di maggioranza non ci pensano assolutamente di dimettersi, potrebbe cercare di fare finalmente qualcosa di oggettivo e di concreto. Allora, caro Mauro, sei in contatto con il ministro Salvini, allora ti ricordo che per il ponte sul Brenta siamo 3 anni che siamo fermi, perché mancano per l'aumento delle materie prime 5-6 milioni di euro, adesso non ricordo la cifra esatta, e i vari enti che c'è appunto un accordo di programma non li tirano fuori. Il governo, diversi nostri rappresentanti al Parlamento avevano promesso che nella finanziaria veniva, ma in realtà per tutti i problemi che ci sono nazionali, vedi quello che è successo in Emilia Romagna, vedi il ministro Giorgetti che ha detto dobbiamo tirare in barca, abbiamo degli accordi con tutta l'Unione Europea eccetera eccetera, di bilancio eccetera eccetera, tutte queste cose qua, questi soldi non arrivano e è presumibile che non arriveranno mai, perché comunque ci sono sempre altre emergenze. Allora, ripeto, visto che dici che sei in contatto con il ministro Salvini e visto che nel bilancio comunale abbiamo 50-60 milioni di leggi speciali di Venezia, e visto da qui che mi risulta che quando il comune di Chioggia ha messo la sua parte per quanto riguarda il ponte e li ha tratti dal fondo legge speciale di Venezia e Chioggia, allora trova il modo di tirare fuori quei soldi, visto che è un accordo di programma, anticipiamoli noi e iniziamo questi lavori, perché se il ponte attuale dovesse essere chiuso, e potrebbe succedere tra un anno, fra 6 mesi, non si sa quando potrebbe succedere, siamo nella M, senza contare che c'è il problema del cuneo salino, che in questi 2 ultimi anni con tutta l'acqua che è venuta non è diventata un'emergenza, ma non è detto che il prossimo anno non succeda e ci troviamo come 3 anni fa con il rischio che tutte quante le imprese agricole addirittura non possano assolutamente operare, senza contare anche il pericolo che c'è della desertificazione del territorio. Quindi, caro Mauro, per una volta fai qualcosa di concreto, sollecita il ministro Salvini, digli abbiamo 50-60 milioni di leggi speciali di Venezia, anticipiamole per questo ponte e poi quando lo Stato ce li darà bene, ma intanto iniziamo i lavori. Vediamo se per una volta fai qualcosa di intelligente.